ritrovati con l'appuntamento con Guida ai Campionati. Siamo alla puntata finale della stagione 2014-2015. Abbiamo ospite oggi Leonardo Segat, direttamente da Oggi Treviso, e ne parleremo con lui. Allora, Leonardo, abbiamo visto le immagini relative ai festeggiamenti di questo Vittorio Veneto femminile, il Tarmac Vittorio Veneto. Un plauso a questa squadra, veramente un campionato strepitoso, 37 partite consecutive senza mai perdere, imbattute, un campionato da imbattute, un mister, una squadra che ha veramente dato l'anima e i sacrifici poi si sono fatti vedere, infatti è arrivata la Serie A. Ma ne parleremo dopo nella seconda parte del calcio femminile. Adesso partiamo subito con il calcio maschile. Vittorio Veneto Falmec, che ha conquistato il sesto posto, se non andiamo errati, perché possiamo anche sbagliarci. Il sesto posto è un passo dai playoff, non è riuscito a centrare i playoff, comunque una stagione esaltante. Una stagione bella, perché ha fatto Ton una gran stagione del Vittorio, Ton un grande allenatore che ha fatto diversi campionati anche di Serie B e ha fatto esordire molti giovani e ha fatto giocare la squadra. Infatti certi miei compagni di scuola, ex compagni di scuola che ora giocano lì, mi hanno detto appunto quest'anno si gioca a calcio, e quindi questa è la mano dell'allenatore, insomma, che si è vista. Ma vediamo subito un video con il presente Davide Giacomini, responsabile della prima squadra. Davide, responsabile della prima squadra, un aiuto importante per i ragazzi. È molto importante, infatti non sapevo come lo svolgevo quest'anno, alla fine me la sono cavata. Rispetto all'anno scorso, dove c'è stata una delusione, quest'anno per come è partito il campionato sembrava quasi una falsariga di come eravate scesi dalla Serie D, però poi col lavoro sodo da parte del mister e dei ragazzi siete riusciti a costruire un buon organico e si sono viste anche delle belle partite. Sì, siamo partiti un po' in ritardo in generale con la squadra, però poi pian pianino il lavoro del mister e dei ragazzi è stato svolto molto bene. Cosa è mancato rispetto magari all'anno scorso e magari anche all'inizio campionato? Secondo me è mancato all'inizio del campionato un po' di esperienza, perché eravamo una squadra molto giovane, i giocatori non avevano mai fatto la categoria, comunque poi alla fine siamo venuti fuori bene, perché forse siamo una delle squadre che alla fine stava meglio di tutte. Ricorda un po' questo Vittorio Veneto, la squadra che ha vinto il campionato d'eccellenza l'anno prima di andare in Serie D. Con una squadra giovane, ha vinto inaspettatamente l'eccellenza, poi è dato con il salto di qualità in Serie D. Quest'anno bene per quanto riguarda i giovani, il prossimo anno forse, se si ripete la storia, si può fare bene. Sicuramente il prossimo anno si potrà fare molto bene, perché i giovani sono bravi, i giocatori di esperienza, come chiamarli, vecchi, sono bravi, e adesso parole della società, le ambizioni della società, vediamo. Avete anche il bomber dell'eccellenza del girone B della Bianca con 25 reti. Sì, Stefano, io lo conoscevo, però devo dire che questo è un gran giocatore. In spogliatoio, ma anche fuori, è una grandissima persona. E io spero tanto che il prossimo anno resti, perché se lui resta, a Vittorio si può puntare in alto. A fare un buon campionato. Esatto. Ringraziamo Davide Giacomini e in bocca al lupo allora per la prossima stagione. In bocca al lupo anche a te, grazie mille e ci vediamo il prossimo anno. Allora Leonardo, abbiamo sentito il responsabile della prima squadra Davide Giacomini, due parole se vuoi commentare tu. Beh, la scorsa stagione è stata disastrosa a dir poco, perché una retrocessione così non ce la saremmo mai aspettata. Quest'anno sono ripartiti dai giovani, giustamente, come ha fatto appunto anche il Vittorio femminile, e però non ce l'hanno fatta. Bisogna dire che ci vuole anche sempre un po' di fortuna durante la stagione, e quest'anno è anche un po' mancata. Per il resto, appunto, continuando a lavorare come ha detto il responsabile, il prossimo anno si può puntare di nuovo a tornare in Serie B. La domanda che gli ho fatto è stata proprio questa: sembra il campionato che ha vinto 3 anni fa in eccellenza, che poi ha fatto il
stato in Serie D con tanti giovani, sono maturati e si sono visti i risultati. Può essere di spunto questo campionato? Sicuramente sarà di spunto, perché così si amalgamano ben bene i giocatori e creano così la squadra, perché a vincere le partite è la squadra, e soprattutto un campionato, perché un campionato è lungo, difficoltoso, ci sono molti alti e bassi, e i giocatori pian piano conoscendosi riescono appunto a amalgamarsi e quindi a dare quella marcia in più che permette di vincere un campionato. Davide parlava del bomber della Bianca, come gli abbiamo suggerito. Giocatori così di esperienza, 2 o 3 giocatori di esperienza, quanto possono contare in una squadra? Io direi che contano tantissimo a questi livelli, soprattutto a questi livelli. Basta pensare lo scorso anno il capitano Zubin, Paul Benone, cosa ha fatto, e penso che in eccellenza, in Serie D, questi uomini qui facciano la differenza non solo in campo ma anche in spogliatoio. A proposito di spogliatoio e di gol, ci gustiamo la hit parade di quasi tutti i gol, non li abbiamo tutti ovviamente, sia della prima squadra che qualcuno della formazione primavera.
Leonardo, tanti gol, quale ti è rimasto impresso di più? Beh, le bombe di Scarabella e poi dal Bianco, della Bianca, scusa, che è sempre là davanti alla porta, al fiuto del gol, è nato per quello. D'altronde non ha fatto 25 gol in stagione in tutta l'eccellenza, bomber dell'eccellenza, non si può rinunciare a un giocatore così. Non si può e non si deve, per il bene di Vittorio. Ha visto tantissimi gol suoi, ha visto anche quello bellissimo di Scarabella. Scarabella, non solo quello, direi un altro bellissimo è quello del Tenni di Treviso. E lì è uno stadio che mi sta a cuore e vedere il gol suo lì è veramente una bella cosa. Parli del Tenni e parliamo del Treviso, dunque la sfida di Coppa è finita sì 9-1, ma con tanti giovani in campo a Treviso si è visto cosa è il Vittorio Veneto. Cosa è il Vittorio e cosa purtroppo è diventato il Treviso, perché sì, bisogna elogiare il Vittorio e bisogna purtroppo dire che il Treviso è diventato più piccolo del Vittorio. E di questo parleremo anche con mister Giuseppe Ton, lo ascoltiamo ai nostri microfoni. Siamo con mister Ton, mister puntata finale di Guida ai Campionati, come dicevamo, un commento generale sul vostro campionato. Sicuramente abbiamo avuto una costruzione lunga nella squadra perché siamo partiti, come abbiamo già detto in passato, un po' in ritardo rispetto alle altre società, radunando alcuni giocatori anche dopo l'inizio del ritiro, però alla fine qualcosa penso sia stato raccolto, penso che il lavoro abbia premiato se non altro molti giovani che abbiamo. Quelli più anziani sono dati molto da fare e comunque penso che sia positivo il nostro andamento. Io mi sento gratificato del lavoro che è stato fatto, la società mi ha lasciato lavorare con la massima tranquillità e libertà nelle considerazioni, nelle scelte da fare. Dopodiché lascerò agli addetti ai lavori, a chi dovrà giudicare l'operato, se sono rimasti soddisfatti o no. Insomma. Infatti, guardando un attimo le statistiche rispetto al girone d'andata, avete dimezzato le sconfitte, 6 all'andata, 3 al ritorno. 3 al ritorno, di cui quella di domenica 3 giorni fa, che brucia ancora perché avevamo fatto 60-70 minuti bellissimi, con un'espressione di gioco secondo me notevole per la categoria, e dove i ragazzi avevano messo contenuti importanti. Dispiace per questa sconfitta contro il Pietrelcina, speriamo che almeno serva a loro per il loro proseguo, però a distanza di 3 giorni insomma, la prestazione con qualcuno che aveva giocato 90 minuti non è stata poi così male. Sempre la statistica dice che le altre 2 sconfitte sono arrivate dopo una sosta. Feltre e Lia Piave sono squadre che abbiamo incontrato dopo la sosta di febbraio e quella di Pasqua, e probabilmente lì ho sbagliato qualcosa io nella gestione, penso, della squadra, degli allenamenti, non lo so. Però sta di fatto che dopo le soste noi abbiamo fatto fatica e 2 brutte partite. È vero, sono dimezzate le sconfitte, però è aumentata la qualità del gioco. Abbiamo fatto ottimi risultati a Motta, a Treviso, abbiamo fatto bellissime partite contro San Giorgio Sedico, è stata una partita molto combattuta e non siamo riusciti a vincere. Magari qualche rimpianto, se guardiamo delle partite in casa che dove non siamo riusciti a raccogliere i 3 punti, però ad esempio pensavamo di aver buttato 2 punti contro l'Istrana invece ha fatto una cavalcata incredibile, si è salvata mi sembra, no? All'ultima giornata, quindi tanto di cappello a questa squadra. Forse quel punto là è stato comunque un buon punto, no? Non 2 punti persi. In altre occasioni abbiamo lasciato qualcosa, è vero. Mi dispiace perché fino alla partita con le Piave il giorno di ritorno non avevamo mai perso, più le ultime 2 d'andata, quindi avevamo secondo me un buon trend. Infatti erano 8 i risultati utili, magari poi l'unico rammarico è di aver fatto solo in 2 occasioni le 3 vittorie consecutive, non è arrivata la quarta. Lì sì, però forse mancava anche un po' l'abitudine, la mentalità, non è che la formi in pochi giorni. Ho sempre detto che questa squadra avrebbe potuto migliorare fino all'ultima giornata e fino a ieri sera questa squadra si è allenata con il massimo dell'attenzione e dell'impegno e qualcosa è sempre stato acquisito. È vero, non siamo riusciti a fare le 4 vittorie che sarebbero state importanti,
in qualche momento sicuramente avrebbero dato più spinta, però ripeto, forse con magari qualche ricambio in più in qualche momento fondamentale dove qualche giocatore che aveva giocato tanto aveva bisogno di rifiatare, forse avremmo raggiunto il nostro obiettivo, avremmo raggiunto i playoff che non era il nostro obiettivo, però a un certo punto l'abbiamo intravisto. Una domanda che vogliamo farti è: ci sarà Mister Tom la prossima stagione? Ma questa domanda rimane un po' sospesa, nel senso che da parte della società non è stato ancora parlato, io non ho cercato nemmeno di parlare con loro, ai quali darò comunque la precedenza. La società che mi ha dato da allenare merita comunque la precedenza. Giustamente, magari visto anche i risultati della seconda parte della stagione. Sì, questi possono far pensare magari che c'è stato un buon lavoro, ma io, ripeto, mi sento gratificato su questo, ma il campionato è finito da 5 minuti e magari sono prematuri anche certi discorsi. Di sicuro abbiamo una base su cui lavorare e altri ragazzi che stanno crescendo in modo interessante, e quindi qui per struttura, per potenzialità di società, di giocatori, ci sono le possibilità per costruire veramente qualcosa di interessante a livello dilettantistico, ma che può avere anche delle buone prospettive. Ci sono veramente delle potenzialità, adesso sta a noi, sta alla società a vedere cosa si vuole fare. I tempi sono quelli che sono, le disponibilità economiche continuano a diminuire pressoché da ogni parte, però magari qualche idea può sopperire alla mancanza di contributi, alla mancanza di soldi. Secondo me quando si programma e si fanno le cose bene, qualcosa alla lunga esce sempre. Lo dimostra il calcio femminile, che ha creato un bellissimo ambiente, un bellissimo movimento, e colgo l'occasione per fare i complimenti a Fattorel, ma anche a Bolzano, a tutti i loro collaboratori, perché hanno saputo coinvolgere non solo giocatori ma un insieme di persone che ha dato vita a un movimento bellissimo e che sarebbe bello replicare. Cioè, l'entusiasmo che io ho visto tra questi ragazzi, tra il pubblico, sarebbe bello trasmetterlo anche alla nostra squadra e alla nostra società. C'è altro da aggiungere, Leonardo? Beh, io voglio soffermarmi su tre principali cose che ha detto Ton, che sono prima di tutto il gioco, che quest'anno ha fatto vedere e ha dimostrato. Il secondo è l'organizzazione, non solo di squadra ma di società, che conta molto. E la terza è quella relativa ai giovani, alla crescita dei giovani, che porterà sicuramente a grandi risultati. Infatti sul secondo punto volevo precisare due parole io, magari organizzazione societaria, lui lo ha detto, ha fatto i complimenti al calcio femminile di Vittorio Veneto, e come organizzazione societaria c'è tanto. Assolutamente sì, e c'è da prenderla come esempio, perché ha messo insieme un qualcosa di unico, un legame non solo sportivo ma di amicizia all'esterno, e questo vale molto soprattutto nel lungo andare, no? Se hai da creare qualcosa devi avere dei legami forti per poter poi appunto arrivare in alto. Se ti mancano quei legami crolla tutto. Vittorio Falme che affronterà la prossima stagione sempre in eccellenza, sempre nel girone B. Prospettive? Ma io dico che se la società è intelligente, Ton deve restare. Lui parlava che ancora non ha deciso, e secondo me resta, perché non si devono far scappare un allenatore del genere, un allenatore manager direi, perché a questo livello è tanta roba. E poi le prospettive, far crescere il più possibile i giovani, non solo sul campo, testa, ma anche la società. Parleremo dunque tra poco di calcio femminile. Chiudiamo l'argomento del Vittorio Veneto maschile, no? Diciamo, Leonardo, possiamo chiuderlo definitivamente. Ci troviamo nella seconda parte e daremo ampio spazio al calcio femminile. A tra poco.
infatti nella seconda parte di Guida ai Campionati, Leonardo, altri 72 gol abbiamo visto, perché ci mancano i 4 della prima partita di campionato contro la Jesina. Però 72 gol visti su 76 non è male, no? Guarda, io non ho parole, infatti lascio le immagini che si commentano da sole, ci sono di quei gol spettacolari e appunto non voglio aggiungere altro perché non c'è da dire altro, insomma, le immagini parlano da sole. Un campionato strepitoso, quello fatto dalle ragazze del Vittorio Veneto, non si possono aggiungere altre parole, no? Guarda, ne abbiamo già dette abbastanza tra gli articoli che ho fatto e appunto sì, 37 partite, quello che abbiamo detto prima, 37 partite, imbattibilità, c'è una cosa veramente stratosferica, al di là dell'umano, perché ricordiamo che le ragazze giocano ma lavorano anche, se non sono come Serie B maschile che non fanno niente, fanno solo quello, quindi tanto di cappello, ecco. Parlavi proprio del professionismo, c'è ancora la legge ferma in Parlamento, quindi siamo proprio in Italia. Sì, adesso vediamo, è arrivata anche l'ultima beffa del direttore della Lega Nazionale Dilettanti, vedremo come andrà a finire. Io mi sono già espresso su quanto ha detto, direi che anche lì non c'è niente da commentare perché le parole dicono da sé che personaggio sia. Ci guardiamo adesso il servizio relativo al secondo mister, che è Samuele Fava. Che campionato strepitoso. Beh, è stato un campionato veramente strepitoso, come hai detto te. All'inizio anno tutta quanta la società aveva progettato questa squadra, una costruzione societaria per riuscire a fare veramente il salto di qualità che mancava. Io non ci ho creduto dall'inizio, non ci ho creduto solo per non montarmi la testa e farmi falsa illusione, però più il tempo passava e più vedevi che le cose cominciavano ad andare bene, i risultati venivano fuori anche nei minuti di recupero o nei momenti di difficoltà, ho capito che questa squadra poteva fare veramente il salto di qualità. Partenza col botto, 5 vittorie, poi qualche pareggio nell'intermezzo, 2 per la precisione durante il campionato d'andata, il big match qui al Barison vinto per 2-1 sul Marcon, il rischio di perdere la partita giù a Reggio Emilia proprio come ricordiamo, però poi l'avete vinta in 2 minuti all'88esimo e al 90esimo, un percorso fantastico proprio. L'unico magari risultato che avete tremato tanto magari è stata quella con l'Imolese all'andata. Sì, i risultati di questa squadra sono riusciti proprio per la forza di carattere che avevano loro. Io ogni tanto aspettavi la sconfitta, però a un certo punto vedevi che la squadra si riprendeva e aveva proprio la voglia di portare a casa il risultato, proprio di cattiveria agonistica e determinazione di riuscire a fare bene, perché il treno, giustamente tutte quante dicevano, questo è un treno che passa e passa una volta solo, purtroppo non passa più di una volta, e tutte volevano dimostrare di riuscire ad andare in Serie A. Comunque è vero, i risultati, il pareggio con l'Imolese in casa, che è stata una conseguenza un po' generale della sera prima, però non do neanche colpa a quello, perché forse là si sono reso conto che veramente stavano perdendo questo treno, allora si sono forse caricate e hanno detto no, non possiamo più sbagliare, non possiamo neanche più fare certe cavolate a livello mentale o di festa, e là forse è stata la volta decisiva in cui hanno capito che dove potevano arrivare e dove sono arrivate. Un'altra partita magari importante è stata quella vinta a Castelvecchio, dove è stata una partita veramente sofferta, poi il gol di Simeoni, di Cisotto, scusate, la traversa di Simeoni ha sbloccato il risultato e lì avete portato a casa 3 punti fondamentali. Anche alla gara di Castelvecchio mancavano 4 partite e pur soffrendo e giocando proprio noi esclusivamente bene e abbiamo portato a casa il risultato, è stata forse la svolta decisiva in cui siamo riusciti a far sì di poter arrivare a vincere il campionato, perché non era una partita molto facile sia a livello fisico che mentale, però siamo riusciti a superare questo handicap dove che gli altri anni non riuscivamo a superare.
Ricordiamo dunque quei risultati: Imolese all'andata, Castelvecchio come dicevi e Reggiana giù a Reggio Emilia, dove si è vista una squadra cinica. Sì, una squadra cinica che è riuscita a portare a casa la vittoria proprio di forza, di carattere, di grinta. Cosa ci aspetta per la prossima stagione? La prossima stagione decideremo e vedremo la società in primis cosa ha intenzione di fare in base alle aspettative. Resterò a disposizione e capiremo bene cosa ha intenzione di fare. Poi volevo ringraziare in primis la famiglia Fattorel e la Patrizia per avermi accolto 3 anni fa, per avermi dato anche la possibilità di entrare in questa famiglia. Ringrazio il mister Fattorel, con cui è da 1 anno e mezzo che stiamo lavorando assieme, e lo ringrazio veramente per i grandi risultati che siamo riusciti a costruire assieme a lui e riuscire a fare questo sogno. Poi volevo ringraziare anche il preparatore di portieri Piero Pinese, al massaggiatore Carlo, e poi a 2 persone di ruolo che tante volte non vengono mai nominate, è il Condor, il fidanzato della Roberta, che è sempre andato a vederci le partite fuori in trasferta, e poi anche a Marvin, che è stato anche lui che ha contribuito all'inizio del campionato a far sì che questa squadra andasse bene. Grazie di tutto. Tantissimi ringraziamenti da parte di Samuele a tutto lo staff del Vittorio Permac. Sì, tanti ringraziamenti. Io l'ho sentito a fine partita, l'ultima partita del campionato, e ho capito che il segreto di questa meravigliosa cavalcata, a detta sua, è stato appunto il rapporto che c'è stato tra staff, tra dirigenza, tra giocatori, tra staff e giocatori. È un rapporto che, appunto, come si parlava prima, se va coltivato per bene poi porta a grandissimi risultati, e si è visto. E degli ottimi frutti. Hai visto molte partite anche tu, Leonardo? Sì, un tuo commento generale su queste partite che hai visto? Guarda, oltre ad aver espresso un grandissimo gioco, si è proprio visto questa mentalità di voler vincere a tutti i costi, no? E lo si è visto appunto in varie partite che sotto, magari di 1-0 o pareggio di 1-1, alla fine negli ultimi minuti la caparbietà, la voglia di vincere appunto hanno fatto riuscire a scavalcare, a ribaltare il risultato, no? E questo è un grandissimo elogio che va fatto sia al mister, che ha messo questa mentalità sin dall'inizio e me l'ha confermato appunto nell'intervista che abbiamo fatto a fine dopo gara di Marcon, e questo è una cosa eccezionale. D'altronde non si fanno 37 risultati utili consecutivi. Non si fanno da nessuna parte, non si fanno. Se non hai una grandissima preparazione, organizzazione prima, poi non sei bravo a dettare quello che vuoi, e se dopo non ti ascoltano o non riesci ad incalcare la tua mentalità alle giocatrici, non riesci a fare quello che ha fatto. Ti voglio mettere un attimo in difficoltà. Sai qual è il record di imbattibilità in Serie A e B tra Serie A e Serie B femminile? Non lo so. Te lo dico io, sono 66 i risultati utili fatti dalla Reggiana negli anni, se non sbaglio, negli anni 80. Però 66. sarà difficile eguagliare il risultato. Infatti, perché avremo 26 partite in Serie A il prossimo anno. A meno che non le vinciamo arrivi a quota 63, ma parliamo d'altro, parliamo proprio d'altro lì. Vabbè, non è mai detto niente, però insomma sognare non si può sempre fare, è gratuito, Giusto. quindi iniziamo a sognare. Un'altra cosa che ha detto il mister in seconda che voglio marcare è quella del treno, no, che passa una volta, e quindi voglio invitare la gente da casa, i vittoriesi, i tifosi, a riempire lo stadio il prossimo anno, perché hanno fatto dei grandissimi sacrifici quest'anno le ragazze e adesso vanno onorate, insomma. Onorati benissimo, direi, anche perché si gioca di sabato pomeriggio. Ecco, ancora meglio, quindi non ci sono scuse che il giorno dopo si va al lavoro e quindi riempiamo questo Barison Che merita. merita. Sabato il femminile e domenica il maschile. Perfetto, meglio di così. Sì, Abbiamo si preso trova. tutti dei sessi, quindi siamo a Esatto. posto.
Continuiamo dunque la nostra puntata con le parole del direttore sportivo Giovanni Bozzano. Che campionato si può dire? Come si può definire questo campionato? Non lo saprei, ho finito i termini, forse quello più adatto è storico, perché dire sensazionale, eccezionale, cioè non ci sono parole per esprimerlo. Al di là di quello che abbiamo vissuto, soprattutto all'interno del spogliatoio con queste magnifiche ragazze, per gli esterni parlano chiaro i numeri. Quando fai su 26 partite fai 21 vittorie e 5 pareggi, non ci sono altri aggettivi o termini per descrivere questo campionato eccezionale. C'è una partita o magari anche due partite che ricordi dove c'è stata una difficoltà a portare a casa il risultato? Cosa si può dire, un parere da parte tua? Ma i programmi per arrivare alle partite decisive di questo campionato, avevamo forse rischiato un po' ad inizio stagione, perché siamo partiti con una rosa limitata, sapendo che a gennaio avremmo riportato a casa sia Francesca Zanella che Roby Piai, però è andata bene perché Margherita Uliana ha fatto un girone d'andata stratosferico che le è valso la convocazione alle nazionali, e ho avuto la netta sensazione, ed ero praticamente quasi sicuro di aver vinto il campionato dopo le due trasferte difficilissime a gennaio contro la Reggiana e la Jesina, che in difficoltà fisica e di organico abbiamo portato a casa due partite fondamentali. Una proprio con la Reggiana all'andata, che praticamente era persa, l'abbiamo recuperato negli ultimi minuti, e quella a Iesi, che nonostante avessimo subito il pareggio a pochi minuti dalla fine, la squadra, quando il pareggio poteva andare bene, ha voluto vincerla a tutti i costi, e i due gol, soprattutto di una che ne fa pochi e probabilmente ha fatto solo quei due, di Alice Casagrande, sono stati decisivi e determinanti per la vittoria finale. Oltre a quello, il plauso maggiore è stata proprio la prestazione di Iesi, di Francesca Zanella, che appena scesa dall'aeroporto dopo il ritorno dalla Cina ha fatto 50 minuti fondamentali a Iesi. Queste sono le due partite che mi hanno dato la certezza di poter vincere il campionato. Te ne aggiungiamo un'altra noi, Imolese all'andata. Perché sì, recuperare due gol non era poco, insomma. Sì, poi noi abbiamo forse fallito l'Imolese, l'approccio e la partita con la New Team Ferrara qui in casa, perché gli altri pareggi ci stanno tutti. Abbiamo pareggiato col Perugia, abbiamo pareggiato col Marcon, quindi due mezzi passi falsi, e nell'arco di un campionato di 26 partite fare solo due mezzi passi falsi è tanta roba. Queste ragazze, qualcosa di straordinario. È qualcosa di quello che dicevo prima, che non si riescono a trovare gli aggettivi per descrivere quello che hanno fatto queste stratosferiche ragazze. Prossima stagione? Prossima stagione siamo in Serie A, ci sarà da lavorare ancora di più e meglio, però spero che la vicinanza nelle ultime partite sia della città completa, perché 400 persone a Marcon e altre 300 oggi, e soprattutto dell'amministrazione comunale, perché l'unico handicap in questo momento per affrontare una Serie A sono gli impianti per allenarci. Con l'aiuto anche dell'amministrazione comunale non abbiamo, tra virgolette, problemi neanche ad affrontare un campionato di Serie A. Volevamo spulciarti un nome per la prossima stagione, se ce lo concedi. Il nome sono la conferma di tutte le ragazze di quest'anno. Legati a quelle sicuramente qualcosa andremo a cercare, andremo a vedere, però ci sarà tempo e modo per parlare anche di eventuali nuovi. Però il primo obiettivo è cercare di confermare tutte quelle di quest'anno e convincere magari qualcuna che aveva dato segnali di smettere. Ecco. Sarà un campionato, credo, a 14 squadre, poi dipenderà dalla Lega Nazionale Dilettanti cosa deciderà, però da quanto le voci dicono dovrebbe essere 14 squadre. Sì, dal punto di vista egoistico io faccio il tifo per le 14 squadre, perché vorrebbe dire avere qualche chance in più di salvezza. 12 squadre con 4 retrocessioni sarebbe effettivamente, per una realtà come la nostra,
difficile da sopportare, perché voglia o no le prime 7-8 del campionato hanno budget e qualità tecniche superiori alla media. Se le squadre dovessero essere 14 magari c'è anche qualche chance in più di salvarsi. Leonardo, abbiamo sentito le parole del direttore sportivo Giovanni Bolzan. Due questioni, parlando un attimo di Serie A. Sicuramente sarà 14 squadre perché oggi siamo al 18 luglio, 19 luglio, scusa, maggio. Troppo avanti, siamo al 19 maggio e sicuramente sarà 14 squadre. Queste, che abbiamo anche la grafica, sono le squadre che partecipano alla Serie A. Sulla colonna di sinistra più le due in alto a destra, che sono Verona, Brescia, Mozzanica, Firenze, Tavagnacco, Torres, Res, Roma e San Zaccaria, sono quelle che giocano già la Serie A. Il San Zaccaria si è salvato sabato vincendo in Romagna contro il Riviera di Romagna, ha vinto 2-1. C'è un ex, infatti, Eleonora Salamon. Quindi il San Zaccaria, dicevamo, poi c'è il Luserna del girone A, il Sudtirol del girone B, il Vittorio Veneto del girone C e l'Acese del girone D, più due squadre che secondo le voci e i rumors che si sentono dovrebbero essere una da un ripescaggio di Serie A e l'altra dovrebbe essere da un ripescaggio di Serie B, però non abbiamo a tuttora la conferma di questa cosa, però dovrebbe essere così, a meno di sorprese, che di sorprese la Lega Nazionale Dilettanti ne ha mostrate tante, cambiando 3 volte il regolamento in corso di Serie A durante tutta la stagione. Sì, io onestamente pensavo alle 2 migliori di Serie B, no? come giustamente è, però se te mi dici che una di Serie A viene ripescata, non so non riesco a capire il senso, ovviamente, perché se viene ripescata quella contro il San Zaccaria che ha vinto, cioè, è una beffa secondo me, perché se non se l'è meritata, perché anche se ha vinto le 2 contro il San Zaccaria, poi l'ultima importante l'ha persa e quindi giustamente si merita la Serie B, quindi non vedo... C'è da ricordare che c'è anche il Como, c'è anche il Pink Bari, adesso le altre due, il Pordenone e l'Orobica, che adesso mi viene in mente, sono queste le squadre di Serie A che hanno giocato la stagione in corso. Non credo sinceramente che vadano a ripescare il Riviera di Romagna. Comunque, come dicevo, le sorprese non sono mai finite, visto come è andata tutta la stagione di Serie A, tutta questa stagione di Serie A. La Lega fa alti e bassi, ne dimostra le ultime parole, come detto prima, di Velolli, quindi c'è da aspettarsi veramente di tutto. Il potere purtroppo fa anche questi scherzi qui. L'altro argomento che diceva il direttore sportivo è la questione campi. Serve un campo d'allenamento al Vittorio Veneto femminile, cogliamo l'occasione per lanciare questo appello, come diremo poi nell'intervista al sindaco Roberto Tonon. Se qualcuno ha un campo nelle zone limitrofe di Vittorio Veneto da vendere di circa almeno 3.500 metri quadri, perché un campo normale fa sui 3.500-3.600 metri quadri, ben venga, e il Vittorio Veneto femminile è pronto ad acquistarlo a rate. È una cosa veramente oscena quella che sta succedendo, perché una squadra di calcio senza campo da calcio non riesco veramente a capire. Soprattutto in Serie A. Soprattutto in Serie A, cioè ancora di più, perché è veramente una cosa, cioè, non ci sono parole. Se prima non c'erano parole perché era troppo bello quello che è successo, adesso non ci sono parole perché è troppo brutto quello che sta succedendo per il campo da calcio, ma secondo me il comune darà sicuramente una mano, perché vedere questo nome qui in mezzo a altre 13 squadre fa venire i brividi. Certamente. E sentiamole dunque allora queste parole del sindaco Roberto Tonon ai microfoni nostri. Per Guida ai Campionati siamo con il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Roberto, 2 anni fa è stato il Vittorio Veneto maschile a salire di categoria, quest'anno è toccato al Vittorio Veneto femminile. 2 parole su questo importante evento. Ho cominciato la prima conferenza stampa all'interno della sala comunale di rappresentanza proprio con il calcio femminile.
e l'augurio comune era quello di un passaggio di categoria. Quest'anno ha portato bene, sicuramente è un salto non da poco, anche qualitativo. L'impegno è grande sia per chi gestisce la squadra che per tutti coloro che ne fanno parte. È una bella avventura che vedremo per il prossimo anno come andrà. Come ha preso la città di Vittorio Veneto questa notizia di questi due balzi, sebbene siano stati fatti in due annate diverse? C'è stato sicuramente entusiasmo 2 anni fa per il Vittorio calcio maschile, direi a maggior ragione, visto il risultato raggiunto, per il calcio femminile. La Serie A è la massima categoria e non esistono altre squadre nel vittoriese che hanno raggiunto questo traguardo. Abbiamo lanciato qualche settimana fa un hashtag per quanto riguarda le strutture sportive. Si è parlato molto, si continua a parlare di strutture che mancano. Cosa può servire? Perché sicuramente serve un campo d'allenamento al calcio femminile di Vittorio Veneto. Ne abbiamo parlato proprio in settimana con i responsabili della società, stiamo cercando se c'è una soluzione non a brevissimo, a breve. Effettivamente nella nostra città, pur avendo diversi campi, le strutture, tra virgolette, libere sono carenti. Abbiamo cercato di adattare, di cominciare a risolvere il problema con un campo di proprietà comunale assieme a un'altra squadra di calcio. Stiamo chiudendo appunto la convenzione fra questa squadra e il calcio femminile. E intanto abbiamo analizzato il problema e c'è un'idea, però prima di esporci del tutto vediamo se può essere percorribile per quanto riguarda questa squadra di calcio, cioè il calcio Vittorio Veneto femminile. Non vive di solo calcio Vittorio Veneto, ci sono tantissime altre attività e comunque devono essere portate avanti. Sì, abbiamo messo a posto una palestra sistemata, una palestra comunale per il basket per esempio, un campo grande c'era già e abbiamo fatto in modo che fossero per gli allenamenti disponibili 2 settori, quindi 2 campi. Abbiamo sistemato anche alcune parti, alcuni interventi fatti al Palasport in modo che fosse accessibile al pubblico per un centinaio di persone, perché fino a qualche mese addietro era inibito l'ingresso al pubblico. E poi quest'anno passerà il Giro d'Italia femminile e poi ci sarà il campionato italiano triathlon. Abbiamo tanti sport, le esigenze sono tante, ahimè i fondi sono sempre meno perché scarseggiano, però insomma con la buona volontà di tutti, soprattutto devo dire da parte di chi vive per lo sport e vive con lo sport, speriamo di poter risolvere anche il problema dello stadio per il calcio femminile. Ringraziamo il sindaco Roberto Tonon per l'intervento sulla nostra rubrica dei Guida ai campionati. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Abbiamo sentito le parole del sindaco Roberto Tonon. Leonardo ha detto non a brevissimo ma a breve. A breve significa settembre, inizio campionato di Serie A. Questa è una preoccupazione che mi è venuta subito all'occhio perché ha proprio cambiato il termine tra brevissimo a breve e secondo me super brevissimo, nel senso che prima si trova meglio è. Un'altra cosa che lui ha detto... Anche perché, scusami se ti interrompo, c'è da fare la preparazione, una preparazione seria per la Serie A. Sì, siamo in Serie A, non siamo in eccellenza, in promozione, voglio dire. Quindi sì, luglio credo che sia l'ultimo, il 1° luglio sia l'ultimo termine utile per prendere un campo. L'altra cosa che volevo dire, che lui ha detto senza dire il nome della società, che si stanno mettendo d'accordo appunto per l'accordo tra le due società per dividere il campo, esatto, tra le due. E quello invece che io vorrei anche, sì, una mia idea è quella che le società di Vittorio che hanno più di un campo per allenarsi, per esempio il San Michele Salsa che ha quello delle Vecchie Stelle dietro l'ospedale, lì secondo me si dovrebbero andare a cercare appunto accordi tra comune e società, appunto perché non riesco a capire una società, un campo di solito, oppure il secondo di allenamento, ma posso capire a livello di Serie D come Vittorio che quindi aveva il campo da calcio per il Barison per le partite e un altro per
per l'allenamento e lo stesso appunto per la Serie A femminile. Non riesco a capire questa disparità di trattamento. Nulla da togliere a San Michele Sals. Ce ne saranno anche altre. Sì, perché 2 campi per una seconda categoria. Sì, infatti non so neanche perché non seguo. Sì, non riesco veramente a capire. E l'altra cosa un'altra mia idea, che alle volte quando era aperta la caserma Gotti adoperavano, era il campo all'interno della caserma, no? La società di Vittorio, non so se solo il San Michele Sales o anche altre, adoperavano quello per allenamento, e ora che non c'è più nessuno, io direi che è un'altra buona idea. È un'altra grandissima idea, nel senso che non so, a dire il vero, se sia regolare, eccetera. Comunque, per allenamento si potrebbe mettere a posto e fare... È più che sufficiente. Esatto. Altre considerazioni? Ma, il sindaco ha detto che, speriamo a breve, ma io dico ancora, speriamo prima di breve, si trovi questa soluzione che aiuti non solo con il campo da calcio, ma anche dando una mano durante la stagione. Anche perché possiamo anticiparvi una chicca, come possiamo dire. La preparazione comincerà qui a Vittorio Veneto per le ragazze, ma proseguirà per 4 giorni in Austria. E questo lo possiamo svelare, lo sanno già in molti, ma ve lo diciamo anche noi. In Austria, e 4 giorni dove potrà intensificare il lavoro in vista dei primi appuntamenti. Sì, ieri ho visto le date e sarà veramente una preparazione della Serie A, perché all'inizio a luglio ci saranno il pre-ritiro con tutte le cose, le varie sì, i vari test che si fanno a inizio stagione, e poi appunto i 4 giorni in Austria con un amichevole contro una squadra austriaca, quindi sì, si potrà veramente vedere il livello della nostra squadra e portare il nome di Vittorio Veneto anche in Austria. Mi cogli impreparato sull'amichevole perché non ne sapevo veramente. Però il nome della squadra ovviamente non si sa. No, c'è scritto però non me la ricordo. Sarà sicuramente una squadra, penso, femminile. Sì, credo anch'io. Bene, Leonardo, abbiamo finito tutti gli argomenti, abbiamo parlato a lungo di calcio maschile e calcio femminile a Vittorio Veneto. Ti ringrazio intanto di essere stato mio ospite nella trasmissione e magari in futuro potremo continuare questa collaborazione se ha fatto piacere a te. Ringrazio tutti gli amici che ci seguono su YouTube, sul nostro canale di Guida ai Campionati, sulla pagina Facebook di Guida ai Campionati. Vi lascio e vi do appuntamento con la prossima stagione, la Serie A femminile, l'eccellenza veneta per il Vittorio Veneto maschile. Un in bocca al lupo a tutte e 2 le squadre. Un in bocca al lupo a tutte e 2, grazie a te e vi voglio vedere tutti al Balesso il prossimo anno. Grazie Leonardo, appuntamento dunque alla prossima stagione, un saluto da Stefano Modolo e Leonardo Segat. Grazie mille. Ciao.